Tragedia sui cieli di Guidonia, alle porte di Roma, 2 aerei militari si scontrano in volo, poi precipitano, morti 2 piloti, il maggiore Marco Meneghello di Legnago e il tenente colonnello tarantino Giuseppe Cipriano. Domani lutto cittadino ad Anguillara per l'addio a Valerio Buoso e per i funerali di Stato del poliziotto eroe Domenico Zorzino. Tragedia di Gorgo al Monticano, si attende la perizia cinematica per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente mortale. Intanto si fa largo una nuova ipotesi sulla collisione tra le 2 auto. Strage di Gorgo, il presidente del Veneto Zaia torna a ribadire la necessità di avviare una campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale. Dovremmo usare i canali social per parlare direttamente ai giovani. La strage di migranti di Cutro che ha scosso profondamente tutta Italia. Alcune salme potrebbero essere sepolte a Padova. Il comune ha offerto spazio al cimitero maggiore. Per la festa internazionale della donna oggi a Palazzo Balbi la storia di un gruppo di cicliste afghane fuggite da Kabul e dai talebani grazie all'ex campionessa Alessandra Cappellotto e accolte in Veneto. L'idea è nata sui social network e Giacomo Brunoro, presidente dell'associazione culturale Sugar Pulp e membro della Film Commission Veneto, una petizione per chiedere che venga realizzata l'emoticon dello spritzer. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali, questi i titoli di stasera, ma iniziamo subito vedendo insieme quello che è il sondaggio di questa sera relativo all'ipotesi al vaglio del governo e del ministro della salute di vietare anche all'aperto il fumo, le sigarette, sia quelle tradizionali sia quelle elettroniche. Vi chiediamo se è giusto, se la vostra risposta è sì, numero 0422 1626 691. 0422 1626 690. Se la vostra risposta è no, l'esito del sondaggio questa sera nel corso di Ring. Avete sentito in apertura dei nostri titoli l'incidente che è avvenuto questa mattina nei cieli di Guidonia, sopra le porte di Roma, un incidente che ha coinvolto 2 velivoli dell'aeronautica militare che si sono scontrati in volo. I 2 piloti sono morti, uno dei 2 è era originario del veronese di Legnago. Tragedia questa mattina nei cieli sopra Guidonia, alle porte di Roma. 2 aerei, SIAE Marchetti 208 dell'aeronautica militare appartenenti al 60° stormo si sono scontrati per cause ancora da chiarire mentre sorvolavano l'area pochi minuti prima della fine del volo. I velivoli erano impegnati insieme ad altri 2 aerei in una esercitazione quando sarebbero entrati in contatto e poi precipitati. I 2 piloti sono riusciti ad evitare l'impatto con le vicine abitazioni. Un aereo è finito su un prato accanto all'aeroporto, il secondo U-208 è atterrato su una strada evitando le case. Dopo lo schianto è esploso, 2 i condomini evacuati. Le vittime sono il maggiore Marco Meneghello, 46 anni, di Legnago in provincia di Verona, e il tenente colonnello Giuseppe Cipriano, 47 anni, originario di Taranto, entrambi istruttori appartenenti al 60° stormo di Guidonia. Drammatiche le immagini postate sui social che mostrano gli attimi immediatamente successivi allo schianto. La procura avvierà un'indagine per ricostruire quanto accaduto, accertamenti anche da parte dell'ispettorato dell'aeronautica trattandosi di velivoli militari. Il maggiore Marco Meneghello era nato a Legnago nell'agosto 77, era entrato in aeronautica militare nel 99 con il 119° corso allievo ufficiale pilota di completamento. Al 60° stormo di Guidonia era pilota istruttore, aveva all'attivo 2600 ore di volo effettuate anche in operazioni fuori dai confini nazionali. Tanti messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore. La morte dei 2 piloti dell'aeronautica militare ci riempie di dolore. A nome del governo esprimo profonde condoglianze e vicinanza alle famiglie e ai colleghi. A loro vanno le nostre preghiere, scrive in un tweet la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La Difesa e il ministro Guido Crosetto esprimono i sentimenti del più profondo cordoglio e si stringono in un ideale abbraccio ai familiari del tenente colonnello Giuseppe Cipriano e maggiore Marco Meneghello. La loro scomparsa rappresenta un profondo dolore per la grande famiglia della Difesa che perde 2 fedeli servitori del paese. Cieli blu. Il messaggio affidato ad un post sulla pagina Facebook del Ministero della Difesa. Toccante poi l'ultimo messaggio agli amici e colleghi da parte dell'aeronautica militare, postando la foto insieme dei 2
pochi istanti prima di alzarsi in volo. Giuseppe e Marco, vogliamo ricordarvi così, con i vostri volti sorridenti, appassionati del volo e entusiasti del vostro lavoro. Avete trasmesso i valori dell'aeronautica militare a migliaia di giovani in tutta Italia che oggi sicuramente avranno un pensiero per voi. Ancora una volta la nostra grande famiglia è costretta a fare i conti con un devastante dolore. Giuseppe e Marco non erano solo nostri colleghi, erano nostri fratelli. Il capo di Stato Maggiore Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, a nome di tutta l'aeronautica militare, si stringe in un profondo segno di vicinanza e cordoglio alla famiglia dei due piloti. Ciao Giuseppe, ciao Marco, volerete per sempre in ala con noi. Domani lutto cittadino ad Anguillara Veneta per i funerali di Valerio Buoso e Domenico Zorzino, ma l'intero paese da venerdì è chiuso nel dolore per la morte dei due suoi concittadini scomparsi morti nelle acque del Gorzone. A mezzogiorno domani 1 minuto di silenzio ad Anguillara Veneta nel giorno del lutto cittadino. L'intero paese si fermerà per osservare 1 minuto di silenzio per ricordare Valerio Buoso e Domenico Zorzino. Ieri sera intanto la comunità di Anguillara si è ritrovata in chiesa per una veglia di preghiera. Questo braccio nel quale sono stati ritrovati è un segno anche non solo per le famiglie ma per tutta la nostra comunità, per noi che tante volte siamo divisi e siamo arrabbiati, eppure siamo tutti qui su questa terra per collaborare insieme, per essere uniti, per volerci bene e dimostrare questo affetto anche con questi gesti che i nostri fratelli che adesso sono in paradiso ci hanno insegnato. Domani mattina alle 10:30 si svolgeranno i funerali del pensionato morto venerdì nelle acque del Gorzone insieme al poliziotto che ha cercato di salvarlo. Sempre domani alle 11:30 il feretro di Domenico Zorzino lascerà l'ospedale di Schiavonia e sarà scortato dal corteo di motociclisti della polizia stradale fino ad Anguillara nella palestra comunale di via Olimpiadi, dove sarà allestita la camera ardente vicino ai campi della Junior Anguillara, la squadra che Domenico seguiva con passione e dove giocava suo figlio 17enne. La camera ardente resterà aperta fino a poco prima dell'inizio dei funerali di Stato, che inizieranno alle 15:30. Il feretro del poliziotto, nuovamente scortato dalle moto della stradale, arriverà nella chiesa parrocchiale dove ci sarà il picchetto d'armi dei suoi colleghi poliziotti. Le esequie saranno celebrate dal vescovo di Padova, Monsignor Claudio Cipolla. Vicino alla moglie, al figlio e alla famiglia Zorzino ci saranno molte istituzioni, dal capo della Polizia di Stato Lamberto Giannini al governatore del Veneto Luca Zaia, presenti anche le maggiori cariche militari e civili della provincia come il prefetto e il questore di Padova e il sindaco della città Sergio Giordani, ma ci sarà innanzitutto l'abbraccio di un'intera comunità, un abbraccio che ricorda quello in cui si sono stretti per l'ultima volta Domenico e Valerio nel tentativo disperato di salvarsi dalle acque del fiume Gorzone. E torniamo adesso alla tragedia di Gorgo al Monticano. Si attende la perizia cinematica per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente mortale. Intanto si fa sempre più larga una nuova ipotesi sulla collisione tra le due auto. A terra un pezzo dello specchietto dell'Apollo. Molte domande che attendono una risposta. Non ci sono testimoni oculari, oltre ai 4 amici a bordo dell'Apollo che subito dopo l'incidente hanno chiamato i soccorsi e si sono allontanati dal luogo della tragedia. Sono stati i carabinieri che li hanno rintracciati diverse ore dopo nelle loro abitazioni. L'autista, un 18enne di Annone Veneto nel Veneziano, rischia ora, oltre all'omicidio stradale, anche l'omissione di soccorso. Ma questo sarà la magistratura a stabilirlo. Certo è che se tutto dovesse essere confermato, i giovani dovranno spiegare come mai hanno lasciato i loro amici intrappolati nella BMW senza attendere i soccorsi. A terra, in quell'inferno, oltre all'auto accartocciata addosso al platano, anche un pezzo dello specchietto dell'Apollo. E qui la pista che gli investigatori non confermano ma non escludono. Lungo via Sant'Antonino la BMW ha iniziato il sorpasso. La velocità è sostenuta sopra i 140 km/h. Forse, ma questa è una delle ipotesi, l'Apollo si allarga e va ad urtare la vettura degli amici. In un attimo si consuma il dramma. Le due giovanissime, Eralda Spaillari, 19 anni, di origini albanesi, e Barbara Brotto, 17 anni, di Rustignedio d'Erzo, muoiono sul colpo. Ora le famiglie attendono il nulla osta per poter fissare la data dei funerali. Rimangono invece gravi le condizioni di Michele, alla guida della BMW, ricoverato a Treviso. In leggero miglioramento Daniel, il 18enne, trasportato invece a Mestre.
Mestre. Nelle prossime ore dovrebbe essere affidato l'incarico per la perizia cinematica. I 2 automobilisti dovranno rispondere di omicidio stradale. Intanto il presidente Luca Zaia da Palazzo Balbi torna a parlare degli incidenti stradali, troppi nella nostra regione. Confermo che stiamo lavorando a questa campagna e confermo anche che ci preoccupa non poco questo susseguirsi di notizie, non ultima purtroppo la tragedia di Gorgo. Si va nella direzione pensando a un principio che le strade non sono pericolose, parlo in senso generale, ma siamo noi che le rendiamo pericolose. Quindi l'educazione alla sicurezza stradale è fondamentale. La velocità da un lato e la distrazione, si pensi a quanti incidenti sono causati dall'utilizzo del telefonino, danno una dimensione di quanto grave sia il problema. Molti gli incidenti nei quali rimangono coinvolti i giovanissimi, come a Gorgo al Monticano. Penso però che dovremmo utilizzare moltissimo i canali social per parlare direttamente ai ragazzi. Proclamato lo sciopero di un'ora giovedì dopo l'ennesimo incidente sul lavoro ieri ad Annone Veneto. La CGIL e la FIOM di Venezia hanno proclamato un'ora di sciopero per giovedì in tutti i luoghi di lavoro alla fine di ogni turno, stringendosi attorno alla famiglia di Michele D'Avanzo, morto dopo una caduta da alcuni metri, mentre eseguiva un intervento all'impianto di condizionamento di una tenuta vitivinicola di Loncondi Annone Veneto. Quella di Michele è l'ultima tragedia sul lavoro di una drammatica serie che pone il Veneto tra le regioni italiane col maggior numero di morti bianche. Un allarme lanciato da tempo e a più riprese dal mondo sindacale. Michele Zanocco è segretario generale della CISL di Venezia. L'anno 2022 ha registrato un pesante tributo di morti sul lavoro. 74 persone decedute in Veneto, di cui 15 nella nostra provincia di Venezia. Il 2023 si sta presentando già nel peggiore dei modi e vede in Veneto già 10 vite spezzate nell'esercizio del loro lavoro. Non possiamo rassegnarci ad una logica quasi di assuefazione alle continue notizie di incidenti. A livello nazionale nel 2022 1090 persone sono morte sul lavoro, una media di oltre 3 decessi al giorno. Uomini e donne che hanno perso la vita nelle fabbriche, nei campi, nei cantieri edili, sui mezzi di trasporto. Centinaia di persone che, come Michele D'Avanzo, quarantenne di Musile di Piave, dipendente di una ditta artigiana metalmeccanica, sono uscite per lavorare e non sono più tornate a casa. Agire sul piano normativo, repressivo, dei controlli, questo è solo un fronte della battaglia. Un secondo piano altrettanto importante è quello culturale, della consapevolezza sia per le imprese che per i lavoratori. Chiediamo che all'interno delle aziende i rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza possano sovraintendere non solo alla sicurezza dei propri colleghi, ma anche a quelli delle ditte terze che all'interno operano. Parliamo adesso della strage di migranti al largo delle coste di Cutro in Calabria che ha scosso tutta Italia. Alcune salme potrebbero essere sepolte a Padova. L'ultimo bilancio parla di 72 vittime, ma purtroppo la cifra potrebbe non essere definitiva. Nel giorno in cui il ministro degli interni, Piantedosi, riferisce alla Camera sui fatti della strage dei migranti sulle coste calabresi, la città di Padova si mette a disposizione per accogliere le salme di alcune delle 40 persone non ancora identificate dopo il naufragio di Cutro. Le associazioni islamiche calabresi, attraverso la prefettura di Crotone, hanno chiesto la disponibilità ad alcuni comuni che hanno aree dedicate alla sepoltura dei musulmani nei cimiteri. C'è una disponibilità da parte del nostro comune, avendo noi un'area riservata presso il cimitero maggiore, e abbiamo quindi comunicato la nostra disponibilità alla prefettura di Crotone, che ha in carico la gestione di queste salme, e ci diranno se c'è questa necessità. L'amministrazione padovana si è detta disponibile per una decina di sepolture nel cimitero maggiore. Sono momenti di tragedia in cui credo che ognuno debba fare la propria parte. Questa è veramente piccola rispetto anche a questa ennesima tragedia, e se c'è bisogno ci siamo. Il via libera per il trasferimento delle salme a Padova dovrà arrivare dalla prefettura di Crotone. Nel frattempo, secondo le informazioni fornite dal Viminale, i 3 scafisti che guidavano la nave che si è spezzata in 2 davanti alle coste calabresi sono stati arrestati. Oggi l'autopsia sul corpo dello straniero ucciso e gettato in acqua nel Bacchiglione a Padova. La procura indaga per omicidio volontario.
Verrà eseguita in queste ore l'autopsia sul corpo del 40enne nordafricano trovato cadavere lungo l'argine del Bacchiglione in zona brusegana domenica mattina. Sul suo corpo il medico legale ha riscontrato una decina di coltellate e i segni di una colluttazione, forse il disperato tentativo di difendersi dal suo aggressore o dai suoi aggressori. La procura ha aperto un'indagine per omicidio volontario contro ignoti. Cruciale sarà identificare la vittima, probabilmente si tratta di un 40enne tunisino con vari precedenti che ha sempre fornito varie identità, forse un clandestino. Oggi l'autopsia, verranno effettuati anche esami tossicologici, anche se sembra chiaro che l'uomo non sia morto per annegamento ma per le ferite d'arma da taglio, all'addome, al volto, sulle mani i segni della lotta e una profonda ferita alla testa. Secondo i rilievi della squadra mobile, lo straniero potrebbe essere stato ucciso e poi gettato in acqua circa 24 ore prima del ritrovamento avvenuto domenica mattina grazie ad un passante che stava camminando con il suo cane lungo la zona arginale. La polizia scientifica ha repertato vari elementi, tutto attorno, in particolare si è concentrata in un punto proprio sotto la passerella pedonale. In tasca dell'uomo sono stati ritrovati 150 euro, un elemento che porta i poliziotti ad escludere che si tratti di un omicidio per rapina. Il movente potrebbe essere legato allo spaccio di stupefacenti o alla prostituzione maschile. Quel tratto di argine di giorno, molto frequentato dai podisti, di notte si trasforma e viene scelto dagli spacciatori per i loro traffici illeciti o come luogo di incontri a luci rosse, come ci racconta l'ex consigliera comunale Wanda Pellizzari, che vive poco lontano dall'argine. Di notte purtroppo cambia volto e nessuno avrebbe il coraggio di avventurarsi in questo argine, perché nonostante ci sia anche l'illuminazione offre spazi e offre rifugi per i malintenzionati, per la microcriminalità, per spaccio di droga, per incontri amorosi. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Siamo tornati in diretta, seconda visita all'Università di Padova in poco più di 20 giorni per la Ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, Ministra che ha ribadito che si arriverà al progressivo aumento dei posti alla Facoltà di Medicina. Il modello attuale, ha spiegato, non funziona. Il ministro per l'università torna a Padova per la seconda volta in 20 giorni e annuncia che l'Italia, per voce della presidente Meloni, si candiderà a ospitare l'Einstein Telescope. Anna Maria Bernini lo ha annunciato alla conferenza delle addette degli addetti scientifici e spaziali organizzata dall'Università di Padova e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Il telescopio verrà ospitato nella miniera di Sos Enattos in Sardegna, in accordo con quanto indicato dal premio Nobel Giorgio Parisi. La Bernini è anche ritornata sull'argomento degli accessi alla Facoltà di Medicina di Padova. Non esiste il numero chiuso per quanto ci riguarda intoccabile. Noi abbiamo detto che questo modello non funziona, che vogliamo modificarlo. Lo stiamo facendo, ad aprile daremo i risultati e sarà un aumento progressivo, quindi sicuramente supereremo lo stadio attuale, sarà un aumento progressivo degli accessi alla facoltà di medicina che dovrà coincidere anche con un ampliamento dell'accesso alle scuole di specializzazione, altrimenti non avrebbe senso aprire la porta agli accessi a medicina e poi richiuderla sulle scuole di specialità. Quindi faremo un lavoro combinato, sarà un lavoro estremamente concreto, basato sui fabbisogni e sulla sostenibilità e sarà soprattutto progressivo, aumenteremo sempre di più. Per la festa internazionale della donna, domani 8 marzo, oggi a Palazzo Balbi la storia di un gruppo di cicliste afghane fuggite da Kabul e dai talebani grazie all'ex campionessa di ciclismo Alessandra Cappellotto e poi accolte in Veneto. Il ciclismo per me è vita perché mi ha dato la libertà, quello che non potevo fare nel mio paese, qua posso fare. Lei è una delle 18 cicliste afghane salvate all'indomani della presa di potere da parte dei talebani dall'associazione Road to Equality di Alessandra Cappellotto, ex campionessa di Sarcedo, prima donna italiana a vincere il titolo mondiale su strada. La storia di queste ragazze inizia proprio l'8 marzo di 2 anni fa, quando stanno partecipando ad una gara ciclistica a Kabul organizzata dalla Cappellotto con la federazione afghana.
Pochi giorni dopo i talebani invadono la città. Le ragazze, proprio a causa della loro passione, sono in pericolo, da qui la fuga da sole verso l'Italia e il Veneto. In patria lasciano amici e familiari. Arriva da lontano, arriva da un contesto sociale, culturale e territoriale dove alla donna non vengono riconosciuti pari diritti, dove la parità di genere è un'utopia, e dove ad esempio, proprio per questo ho voluto queste cicliste, correre in bicicletta è già un problema. E loro però qui in terra veneta hanno trovato veramente una nuova casa, una nuova famiglia, hanno trovato accoglienza, hanno trovato supporto. Ho raccontato loro dei veneti, che grandi lavoratori siano e come non si arrendano mai di fronte alle difficoltà, racconta l'ex campionessa. A loro ho sempre detto: ragazze, nulla viene dal caso, nulla ti viene regalato, bisogna darsi da fare, dovete parlare italiano, dovete lavorare, e loro mi hanno veramente stupita perché fanno veramente tutto assieme. Le ragazze hanno imparato l'italiano, stanno frequentando dei corsi serali per prendere il diploma di terza media. Una ha anche iniziato l'università, ma nessuna di loro ha abbandonato la passione per la bicicletta. Stiamo preparando per fare Olimpiadi 2024, anche campionati in Asia. Il presidente Zai ha scelto questa associazione e la storia delle giovani cicliste afghane per celebrare la giornata internazionale della donna. Queste ragazze che hanno vissuto momenti terribili, sono riuscite a scappare dall'Afghanistan, sono arrivate qui e hanno un progetto di vita qui, siano il modo migliore per celebrare la festa della donna, ma mi lasci dire anche quello che è la parità di genere, quello che è l'emancipazione femminile, che ancora tutt'oggi non è raggiunta. Ma oggi a Palazzo Balbi è stata presentata anche Veneto Creators, una sfida digitale sulle piattaforme social tra 28 creatori di contenuti per promuovere le eccellenze del Veneto. L'iniziativa vede come coordinatore Nicola Cannali. I creator saranno divisi in 7 squadre, una per ciascuna provincia veneta, e saranno composte da 4 componenti ciascuna. Sui social racconteranno i luoghi simbolici e più suggestivi del Veneto, sfidandosi a colpi di hashtag dal 7 marzo al 7 giugno. E restiamo sui social network perché l'idea è nata proprio qui a Giacomo Brunoro, presidente dell'associazione culturale Sugar Pulp e membro della Film Commission Veneto. L'idea è quella di una petizione per chiedere che venga realizzata l'emoticon dello spritz. C'è chi lo preferisce più rosso e c'è chi lo preferisce più arancione. Parliamo dello spritz. C'è invece chi da Padova lo vorrebbe nei telefonini, perché è nata una petizione per portare l'emoticons, ovvero il disegnino che troviamo nei nostri telefoni, dello spritz. Perché? Beh, è nata tutta come uno scherzo, come una goliardata, come una battuta su Facebook, che però ha avuto un enorme successo, tanto che con la mia associazione Sugar Pulp abbiamo deciso di lanciare una vera e propria petizione su change.org, ed è stata ripresa notizia da un sacco di media, segno che c'è interesse per questa piccola cosa, perché lo sappiamo benissimo che viviamo tempi difficili, le priorità sono altre, però avere anche l'emoticon dello spritz al suo perché ci permette magari di fare una risata in più, che di questi tempi non fa mai male. Un prodotto che rappresenta comunque il territorio, quindi un'identità e una storia. Assolutamente sì, non a caso troviamo l'emoticon dello champagne, del whisky, della birra, del vino rosso, ovvero bevande che sono più di una bevanda, rappresentano una cultura, un'identità, luoghi, storie e tradizioni. Lo spritz, volenti o nolenti, è uno dei grandi simboli del Veneto, si beve da Los Angeles a Milano a Parigi, in tutto il mondo ormai, è diventato un fenomeno globale, e quindi è bello, secondo noi, ritrovarlo anche nei propri telefonini, nei messaggi tra amici, anche per ricordare le tante serate fatte insieme tra un sorriso e uno spritz. Beh, allora non resta che fare un in bocca al lupo e un cincin all'emoticon dello spritz. Grazie. È tutto per questa edizione, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi e buona serata. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Benvenuti al Meteo. Prevarrà un tempo asciutto sul nostro territorio, anche se la pressione è ancora debole e non mancherà qualche parentesi instabile.
Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di mercoledì 8 marzo evidenzia un ampio soleggiamento. Avremo un'alternanza di nuvole e di rasserenamenti. Localmente non si escludono delle brevi precipitazioni più probabili dal pomeriggio e sui rilievi e fin sulle zone limitrofe. Il clima sarà molto mite e gradevole con temperature minime tra 1 e 7 gradi, massime tra i 10 e i 15 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo occasionali piovaschi tra Carnia e Prealpi. In pianura a tratti nuvoloso ma con ampie schiarite, specie verso la costa. Possibili foschie e di notte qualche nebbia in pianura. Temperature minime tra 5 e 9 gradi, massime sugli 11-13 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà decisamente soleggiato con qualche nube di passaggio e qualche isolata piovigine, specie sui settori di confine. Temperature minime intorno ai 5 gradi, massime sui 15 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.